E ora ci occupiamo del problema dei sempre più numerosi migranti bambini che arrivano senza genitori. A Villa Novaforru un centro si occupa di accudirli e aiutarli. L'inviata Laura Passetti. Era l'asilo di Villanova Forru. Oggi accoglie i giovani minorenni arrivati soli senza famiglia in fuga da paesi straziati dalla guerra o da una povertà estrema. Domur Noa può ospitare circa 15 ragazzi. Diop ha 16 anni, quasi 17, ci tiene a sottolinearlo. Mi racconta di essere qui da un mese. Viene dalla Costa d'Avorio, è scappato dalla guerra con suo padre, soltanto che la guerra li ha inseguiti anche in Mali e quindi in Libia. In Libia stavo bene, studiavo e giocavo a pallone. Poi con la morte di Gheddafi anche lì è scoppiata la guerra ed è successo quello che più mi terrorizzava. È morto mio padre. Per Diop comincia la fuga dalle violenze e dai lavori forzati nel campo rifugiati. Poi la sua storia è quella di tutti gli altri migranti, stipati in una barca che affonda, salvati in mare quando ormai sembrava impossibile sopravvivere. Gli chiedo cosa fa durante il giorno. Studio italiano e mi piace giocare a calcio, farei qualsiasi lavoro purché sia legale. Anche Yusfa ha 16 anni, viene dal Gambia, i suoi genitori sono morti di malaria. È qui da un mese, sta imparando l'italiano. Piano piano. Mi mostra le immagini dei vestiti che ha cucito. In Gambia lavoravo, sono un sarto, me lo ha insegnato mio zio ed è quello che voglio fare dopo e lo vorrei fare anche in Italia. E se trovo un buon lavoro e posso guadagnare bene, rimango qui a lavorare. Si ricrea un po' quello che è il clima di una famiglia, quindi i ragazzi sono minori, hanno la possibilità di uscire con gli operatori, ma a volte anche da soli, perché comunque noi sappiamo dove vanno, vigiliamo, hanno l'orario, devono rispettare e finora hanno sempre tutti rispettato. Io esco, dove vai, al campetto, a che ora torni, come in una famiglia.